Coach Mattia Ferrari, che partita è stata innanzitutto? È stato un po' un match dai due volti forse? Beh, è stata una partita durissima, sinceramente lo sapevamo, la quinta partita in 14 giorni, sapevo che sarebbe stata una partita sporca, avevo detto alla squadra proprio ieri in sede di riunione prima dell'allenamento: guardate che domani anche se vinciamo 49-48 è perfetto, l'importante è che portiamo a casa la partita e l'abbiamo fatto soffrendo, dimostrando grande coesione. Qual è stata la chiave secondo lei che vi ha permesso di svoltare ad un certo punto in cui eravate in svantaggio? Innanzitutto la difesa e il controllo dei rimbalzi. Difesa e controllo dei rimbalzi e alla lunga aver trovato, passandoci la palla, soluzioni alle loro difese tattiche. Non diciamo partita perfetta, però comunque è un Mestre che ha voluto fortissimamente vincere. Partita solida, brutta, sporca, arrabbiata, cattiva, solida. A tal proposito voglio fare una segnalazione: quando una squadra arriva a vincere 5 partite in 14 giorni, le ultime 3 in fila, è segno di una condizione fisica molto buona, tenendo conto anche delle assenze che abbiamo avuto. Mercoledì abbiamo giocato in 7, stasera abbiamo giocato in 8, mancava Rubini, e questo va a merito del mio staff, Alessandro Schiavone, Giovanni Armellini soprattutto, fisioterapista e preparatore, che stanno tenendo la squadra in grande ordine fisico, stanno aiutando i giocatori a superare tutte le problematiche possibili e immaginabili. E poi l'altro plauso personale va al mio staff, a Giacomo Statua, Marco Rampado e Marco Maso, perché quando le partite sono così ravvicinate, se non è uno staff molto bravo che ti aiuta a preparare le partite, che ti fa capire velocemente quali sono i punti focali su cui concentrare la squadra in un allenamento e mezzo, le cose non possono venire. Perciò loro sono tutte persone che lavorano molte volte nell'oscurità, ma preziosissime, stanno facendo un lavoro grandioso. Lavoreranno anche nell'oscurità, come ha detto lei, ma se non ci fossero loro non ci potrebbero essere neanche le squadre che giocano. Loro sono una parte attiva del nostro gioco, nascosta ma molto attiva. Poi ci sono tante cose, a partire dai dirigenti, dal presidente, dagli sponsor, è una somma. Le vittorie sono sempre una somma di un sistema che porta a casa un risultato, non è Mattia Ferrari o i giocatori soltanto. Certo, i giocatori sono gli artefici principali, poi c'è una parte che opera e cerca di mettere in comfort i giocatori come tutto lo staff, però dietro noi non saremmo qua se non ci fosse un presidente, non ci fossero degli sponsor che aiutano a tenere la possibilità di tenere questa categoria, di fare determinati investimenti, per cui parliamo dell'ingegner Filiziani, parliamo dell'ingegner Querci, della famiglia Querci, e loro, dietro di loro c'è un amministratore, diciamo un direttore generale come Samuele Marton, bravissimo a portare a noi quelli che sono i dettami e le volontà del club. E anche una squadra si è visto coesa, che sta diventando sempre più coesa, perché l'aspetto psicologico, oltre a quello tecnico, è fondamentale. Sì, ne parlo spesso con Franco De Respinis, che è una eminenza grigia, una persona con un'esperienza e una saggezza superiore, viene a vedere quasi tutti i nostri allenamenti, e la cosa che più mi dice: l'importante è quanto la squadra dal punto di vista mentale è legata, quanto la squadra dal punto di vista mentale si allena in un certo modo ed esprime determinati valori. Adesso siamo molto contenti, 3 vittorie di fila, siamo contenti perché sapevamo che questa sarebbe stata una partita dura, però il cammino è veramente ancora lungo. Lo biondo allora non è stata una partita perfetta, nel senso che è stata una partita sporca, un po' cattiva come ha detto il vostro coach, però l'importante era vincere. Sì, assolutamente, come hai detto te, queste partite qua, ecco, nonostante siano sporche, nonostante siano difficili, e soprattutto dopo 2 settimane a giocare ogni 3 giorni, è importantissimo portarle a casa. Adesso usciamo da questi turni infrasettimanali con un'ottima consapevolezza di quello che possiamo fare, e appunto cerchiamo di mettere tutto nel nostro bagaglio e adesso andare a fare una trasferta tra una settimana molto impegnativa contro Treviglio, che è la squadra di sicuro più in forma del nostro girone, forse del campionato in questo momento, quindi ecco, ci prendiamo tutto quello che abbiamo imparato in queste 2 settimane e ce lo portiamo dietro per questa trasferta. Anche perché 3 vittorie consecutive sono un ottimo segnale. Assolutamente, e poi hanno ancora di più un valore aggiunto, essendo appunto partite che sono arrivate in seguito ogni 3 giorni, quindi l'aspetto fisico di sicuro siamo riusciti a sovrastarlo con il nostro impegno mentale, e di questo siamo molto soddisfatti, quindi assolutamente siamo contenti della crescita che stiamo avendo in questo momento.
Tornando alla partita, quali sono state le principali difficoltà che avete incontrato e che avete poi superato appunto vincendo? Allora, ovviamente avendo qualche problemino fisico hanno deciso di metterci in difficoltà cambiando l'assetto difensivo più volte. Abbiamo appunto dovuto affrontare spesso anche difese diverse nelle stesse azioni, quindi sono stati bravi a metterci in difficoltà in alcune parti della partita, però siamo stati noi ancora più bravi a gestire i momenti clou della partita e a portarci a casa questa vittoria. Mi hai toccato un aspetto fondamentale, cioè ci sono state tante partite in poco tempo. Come si affrontano non tanto dal punto di vista fisico, ma soprattutto dal punto di vista mentale? È una di quelle cose dello sport, no? Quando mancano le gambe, quando manca l'energia, la testa fa tanto. Di sicuro abbiamo dimostrato di avere una grande forza mentale negli ultimi 10 giorni, di questo siamo molto soddisfatti, come ho detto. Quindi, ecco, come ho già detto, ci portiamo tutto questo dietro per la prossima trasferta, che sarà molto importante.